Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Oggi andremo a realizzare un piatto della cucina tipica palermitana, ovvero la pasta alla paolina. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questo gustosissimo piatto. Per preparare la nostra pasta alla paolina ci occorreranno 250 g di pomodoro ciliegino, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 3-4 acciughe, 3 spicchi di aglio, una manciata di pinoli e uvetta passa, pangrattato, granella di mandorle, olio extravergine, sale e peperoncino quanto basta. Allora, come prima cosa versiamo un po' di olio extravergine di oliva in una padella. Dopodiché mettiamo il pangrattato e le mandorle e facciamo tostare il tutto. Una volta che la mollica si sarà dorata, la possiamo togliere dal fuoco. In un'altra padella mettiamo un po' di olio extravergine di oliva. Mettiamo i 3 spicchi d'aglio e facciamo rosolare. Quando l'aglio si sarà rosolato possiamo aggiungere l'acciuga e il pomodoro. Mettiamo un po' di sale e facciamo appassire il pomodoro e mettiamo un coperchio. A questo punto mettiamo un po' di peperoncino. Dopodiché inseriamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro che lo andremo a diluire con un mestolo di acqua di cottura. Una volta che il concentrato di pomodoro si sarà sciolto, possiamo inserire infine l'uva sultanina e i pinoli. Mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere. L'acqua bolle, nel frattempo buttiamo giù la pasta. Noi abbiamo scelto di usare come pasta il bucatino. 2 minuti prima della cottura possiamo scendere la pasta e terminiamo la cottura nella padella. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e facciamo terminare di cuocere la pasta in padella. All'occorrenza mettiamo un altro mestolo di acqua di cottura. La pasta è pronta, spegniamo i fornelli e possiamo aggiungere la mollica tostata, che qua in Sicilia noi la chiamiamo mollica atturrata. Ne mettiamo un 5 cucchiai e mescoliamo il tutto. Infine un'ultima spolverata di mollica tostata e il nostro piatto è pronto. E anche questo è un pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un like che mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, invece, schiaccia il pulsante giù iscriviti e la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima ricetta. Ciao!